Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Catania, sparatoria a San Cristoforo, gambizzato un uomo di 53 anni al culmine di una lite per motivi personali. Potrebbe essere una vendetta dopo un'altra sparatoria avvenuta poche ore prima in via Plebiscito. Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Uno degli imputati che faceva parte del branco scrive una lettera per chiedere scusa alle donne della sua famiglia, ma dimentica la vittima. La Regione in prima linea nella lotta al crack, varato un disegno di legge da oltre 11 milioni di euro che saranno utili anche per il reinserimento delle vittime di questa nuova e pericolosissima droga. Incidenti sul lavoro a Catania, un terzo delle denunce regionali, casi raddoppiati rispetto al 2023, la CISL lancia l'allarme. Barricati in casa e le partite del Catania al Massimino diventano un incubo per i residenti del quartiere Cibali, costretti a subire un'autentica invasione di scooter e auto. Gli scatti suggestivi del Borgo Barocco di Ibla, protagonisti della 12ª edizione della mostra Ragusa Photo Festival, in esposizione fino al 30 settembre. Calcio, il Catania perde di tacchio fino a gennaio, il centrocampista è stato operato oggi a Roma e non sarà l'unico assente per la gara contro il Giuliano. Vi diamo una notizia appena battuta dalle agenzie: si sono aggravate le condizioni dell'ex calciatore Totò Schillaci, bomber della nazionale Italia 90 e della Juve e dell'Inter, è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo. I medici che lo curano da diversi giorni avevano dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando, però purtroppo nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore sono via via peggiorate. Adesso a Catania, dove un uomo è stato gambizzato nel quartiere San Cristoforo a poche ore da un'altra sparatoria avvenuta in via Plebiscito. I due fatti potrebbero essere correlati. Il servizio di Lorena Dolci. Si torna a sparare a Catania. Un uomo è stato gambizzato intorno a mezzogiorno tra via Gramignani e via Cusmano, quel dedalo di stradine del quartiere San Cristoforo. La vittima è un 53enne di Librino che è stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco ad una gamba. Potrebbe trattarsi di una vendetta dopo la sparatoria di ieri sera in via Plebiscito, nella zona del Rusti e Mancia, le trattorie specializzate nella carne alla griglia. A sparare ieri, un colpo solo, intorno alle 19:30, sarebbe stato un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter e che è riuscito a fare perdere le sue tracce. Se i due fatti sono collegati, quella di oggi potrebbe essere la risposta. L'uomo gambizzato si è presentato al pronto soccorso del Garibaldi Centro intorno alle 13, accompagnato in macchina. Di fronte alla ferita da arma da fuoco, i sanitari hanno allertato la polizia. Agli agenti l'uomo ha raccontato che aveva appuntamento con una persona proprio in quella strada, ma chi lo aspettava si è portato dietro una pistola e gli ha sparato. L'aggressore ha le ore contate. Il ferito è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti di proiettile, ma non è in pericolo di vita. Adesso parliamo dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Nel corso del processo al branco uno degli imputati presenta una lettera. Ecco che cosa ha scritto in questo servizio. Chiedo scusa alle donne che amo, mi sento in colpa per aver sbagliato con le donne della mia vita, donne di moralità sana e principi cristiani. È un passaggio della lettera scritta da Cristian Maronia, il ventenne accusato insieme ad altri 6 giovani della violenza di gruppo al Foro Italico lo scorso anno e letta nel corso del processo. Il giovane ha voluto esprimere il suo malessere per la vergogna di un'accusa che ha respinto fermamente e per i mesi trascorsi in carcere. Sono stato additato, ha aggiunto, di non aver avuto pentimento. Il mio pentimento è quello che ho appena descritto. Ho tradito l'onestà delle donne che amo. Maronia non ha negato di aver avuto rapporti sessuali con la vittima, una ragazza all'epoca di 19 anni, ma li ha definiti consensuali, sostenendo anche che la ragazza fosse lucida, pur considerando anormale e sbagliato quanto avvenuto in quel cantiere abbandonato. Il giovane imputato ha anche confermato che a un certo punto avrebbe voluto scrivere una lettera di scusa alla vittima, cosa che poi non ha fatto, e neanche nella lettera letta in udienza c'è una parola in questo senso. Nel frattempo
Poi la ragazza, dopo l'aggressione e le minacce subite, è stata trasferita in una comunità protetta. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania del distaccamento di Caltagirone sono intervenuti questo pomeriggio a Vizzini, nella centrale via Liguria, per un incendio di un'abitazione. State vedendo l'immagine, all'interno c'era un giovane che è rimasto ferito, è soccorso da 2 volontari e trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il rogo è ancora in fase di accertamento, le cause sono ancora in fase di accertamento, stanno indagando i carabinieri giunti sul posto. Adesso a Taormina, dove un 38enne dipendente di un hotel di Giardini Naxos è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di 2 giovani colleghe. Le indagini sono state avviate dopo le denunce delle vittime. L'uomo è stato arrestato in Calabria, dove attualmente lavorava. Oltre 11 milioni di euro messi in campo nella lotta al crack, la nuova droga che sta invadendo la Sicilia a partire da Palermo, ma soprattutto ci sarà anche una legge regionale che regolamenterà anche gli aiuti e le attività di reinserimento delle vittime di questa pericolosissima nuova droga. Il servizio di Maglio Viola. La Sicilia dichiara guerra al crack, la nuova pericolosissima droga che sta invadendo soprattutto i quartieri centrali di Palermo. Lo fa con una norma senza precedenti alla quale si lavora ormai da oltre 1 anno e mezzo, con l'obiettivo di offrire una copertura legislativa completa sia in tema di prevenzione alle dipendenze che nel reinserimento delle vittime di questa droga. Il primo stanziamento messo in campo vale 11.200.000 euro ed è allegato alla legge che è stata trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana dalla giunta di governo guidata da Renato Schifani. Oggi la nostra regione compie un passo fondamentale nella tutela delle nuove generazioni e nella lotta contro le dipendenze, dice il presidente della regione Schifani, che si dice soddisfatto del disegno di legge che tra poco verrà esaminato dall'ARS. Per la prima volta una norma mette d'accordo tutti, dalla maggioranza all'opposizione. Una bella pagina politica, la definisce il deputato di Sud Chiama Nord Ismaele Lavardera, l'ex Iena, che è stato anche fra i promotori di questa norma. Ora ne rivendicano la paternità anche dal PD. Il neoforzista Marco Intravaia parla di un'azione concreta, mentre l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino è soddisfatta per gli interventi a favore dei nostri ragazzi. Un incendio in una discarica di rifiuti plastici a Partinico, tra i residenti è allarme per la diossina. Un altro grave rogo invece in un cementificio a Isola delle Femmine, vicino allo svincolo della Palermo-Mazzara. Una nube di fumo ha invaso le carreggiate, adesso si ipotizza il reato di matrice dolosa. Il servizio di Desiree Ferlito. Scatta l'allarme diossina dopo l'incendio divampato ieri in una fabbrica di smaltimento rifiuti in plastica nel territorio di Partinico. Le fiamme sono state domate soltanto alle prime luci dell'alba. Nella zona si è sprigionata una nube di fumo nera visibile da diverse zone del territorio e ansia tra i residenti per le possibili conseguenze sulla salute. Sono in corso accertamenti dell'ARPA per valutare l'eventuale dispersione nell'aria di residui tossici. I carabinieri hanno sequestrato l'area in cui sono divampate le fiamme. Un altro grave incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco a Isola delle Femmine, in un cementificio vicino allo svincolo autostradale della Palermo-Mazzara. A lanciare l'allarme, oltre ai lavoratori, sono stati diversi automobilisti che hanno visto una densa colonna di fumo alzarsi in cielo e invadere le carreggiate. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, le fiamme sono partite da un rullo che viene utilizzato per trasportare materiali da lavorare e collegare il magazzino con l'area di macinazione. A sprigionare il fumo nero sarebbe stata la combustione del nastro in gomma. Una volta spento il rogo, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per capire l'eventuale matrice dolosa, alla luce del fatto che in quel momento il nastro non risultava in funzione. La brutta ipotesi che la mano dell'uomo abbia agito lega purtroppo i 2 incendi nel palermitano. Adesso vediamo in retroscena dell'arresto dell'ex senatore del PD Papania. Le intercettazioni sul voto di scambio politico mafioso svelano il suo malumore per l'assenza di persone serie. Laura Spanò.
Ci ha fatto buttare 2.000 euro per far mangiare una pizza a 4 spacciatori e ci hanno portato sì e no 30 voti. È il 13 ottobre 2022 quando, intercettato, l'ex senatore alcamese Nino Papania si sfoga con il suo autista dopo la mancata elezione all'Ars del candidato che sponsorizzava. L'ex politico si lamenta che quel mondo collaterale, parlando di Cosa Nostra, non offre più le garanzie di un tempo, e quanto viene fuori dall'operazione Irene condotta ieri dalla polizia di Trapani e coordinata dalla DDA di Palermo. La polizia lo ha arrestato per voto di scambio politico-mafioso. È stato scoperto a comprare voti contattando esponenti di Cosa Nostra, mediatore, l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone. Ma il risultato ottenuto non è stato esaltante, tanto che Papania definisce Perricone con un epiteto, indicandolo come lo scienziato della politica perché non avrebbe fatto bene il suo lavoro. Uno sfogo che lo svela agli investigatori come uno che la mafia pare l'abbia conosciuta bene, tanto da dire che quella di oggi non è più la mafia di un tempo, che un senso l'aveva. Papania, intercettato, spiegava che Cosa Nostra un ruolo lo aveva e serviva a far muovere gli ingranaggi della società. Persone serie non ce ne sono più, anche questo mondo collaterale di una volta, per quanto deprecabile, un senso ce l'aveva, ma ora corri il rischio solo di farti male e basta. Qua non se ne capisce più niente, chi conta, chi comanda, la confusione è più totale, quasi a lamentarsi dell'assenza di riferimenti certi per entrare in contatto con Cosa Nostra, ma l'indagine ha rivelato che i personaggi appartenenti che lui ha indicato essere il mondo collaterale li conosceva bene, tanto da evitarli mandando altri suoi fidati come Pasquale Perricone per gli incontri utili alla raccolta dei voti in occasione delle regionali del 2022. Adesso parliamo della casa confiscata al boss a Palermo e della fuga delle famiglie minacciate dai parenti dell'ex proprietario. Presidio H24 delle forze dell'ordine, la figlia del boss viveva in casa nonostante fosse confiscata. Il servizio di Marco Gullà. Vigili urbani, poliziotti e carabinieri si danno il cambio. Il presidio davanti al civico 30 di via Decollati e H24. La casa confiscata al boss mafioso Algeri e poi consegnata ad alcune famiglie che hanno dovuto rinunciare per paura sta diventando ormai un caso. La fuga di genitori e bambini a causa delle intimidazioni dei parenti del boss è un segnale preoccupante per la città. Ecco perché il comune di Palermo ha presidiato l'immobile e sta ultimando i lavori per permettere a queste famiglie di tornare a casa loro. Sì, casa loro, perché l'appartamento che vedete in queste immagini non è più di Cosa Nostra. Hanno 4 figli, avevano la strada e hanno un futuro davanti. I beni confiscati sono dello Stato. I servitori dello Stato sono morti per assicurare che questo patrimonio negli anni transitasse nelle proprietà e nella disponibilità delle istituzioni. In questo appartamento, nonostante fosse confiscato, vi ha vissuto la figlia del boss che non voleva lasciare l'immobile. Siamo all'interno dell'abitazione di via Decollati 30 dove abitava fino a qualche giorno fa la figlia del boss, a cui la casa appunto è stata confiscata. Guardate, c'era anche una palestra, una casa immensa di circa 145 metri quadri, salotto, cucine, bagni, anche una palestra, un immenso terrazzo. Il pugno duro del comune continua. Nei prossimi giorni le famiglie potranno tornare. Le regole sono regole e vanno rispettate. Adesso cambiamo argomento, parliamo di lavoro, anzi per meglio dire di incidenti sul lavoro, spesso mortali, che assegnano un triste primato a Catania. Secondo il report nazionale della CISL sono più di 4.000 le denunce di infortuni, tutto mentre slitta il via alla patente a punti per le aziende edili che non sono in regola. Il servizio di Giusy Lazzara. Lavoro insicuro. Le denunce di infortuni con esito mortale presentate in Sicilia nei primi 7 mesi dell'anno sono state 50, dato in aumento del 51,5% rispetto a quello dei primi 7 mesi del 2023. A luglio di quest'anno sono stati denunciati 5 infortuni mortali contro un solo evento mortale registrato nello stesso mese del 2023. Il report nazionale della CISL segnala che Catania è fra le prime città che segnano il maggior andamento di infortuni in Sicilia. L'incremento è comune sia in agricoltura con un aumento del 9,2%, sia nel settore industria e servizi che registra un più 5%, sia nel settore per conto dello Stato con più 3%.
L'andamento degli infortuni poi in itinere, quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa in Sicilia, segnano un più 21,3% con 2.655 eventi denunciati. Le 3 province siciliane che dal 1 gennaio 2024 hanno segnalato il maggior andamento infortunistico sono Catania con 4.306 denunce, Palermo con 3.605 e Messina con 1.826. Un quadro nero per chi lavora e deve fare i conti con la mancanza di sicurezza e controlli sui posti di lavoro. E la patente a punti poteva essere un deterrente per le aziende in edilizia che non rispettano le norme e che prevedono le misure antinfortuni. Ma questo slitterà ancora. Ed è vergognoso che si stia ancora perdendo tempo. Le lobby all'interno del Parlamento stanno provando a rinviare la data di applicazione del nuovo decreto che prevede l'avvio della patente a punti già dal 1 ottobre. Noi facciamo appello alla deputazione nazionale, partendo da quella catanese, affinché non si cambi di una sola virgola il decreto. Nel frattempo, da nord a sud, si continua a morire nei posti di lavoro in attesa che qualcosa cambi per contrastare il fenomeno. Circa 1.200 persone identificate, 488 delle quali già note alle forze dell'ordine e 863 veicoli controllati, alcuni sanzionati dalla Polizia Stradale e dai Vigili Urbani per diverse irregolarità. Questo è il bilancio di un'operazione di controllo ai mercati agroalimentari di Sicilia, il MAS, disposta dal questore di Catania Giuseppe Bellassai. Il servizio di controllo ha permesso di rinvenire 18 tonnellate di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità in alcuni box controllati dal Corpo Forestale. Adesso a Catania, barricati in casa. Le partite dei rossoazzurri al Massimino si trasformano in un incubo per i residenti del quartiere Cibali, costretti a subire un'autentica invasione di scooter ed auto in sosta. Il servizio di Tonino De Mano. Può una partita di calcio inchiodarti a casa? Se gioca il Catania, sì, con il perimetro del Massimino che si trasforma in un'area dove prevale soltanto l'anarchia. L'immagine simbolo è questa, inviata da un telespettatore che si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 per segnalare il caos che si registra durante le gare casalinghe dei rossazzurri. Si intravede un'auto gialla circondata da scooter stipati come api in un'arnia, uno attaccato all'altro. Ogni centimetro è buono per parcheggiare dove capita e recarsi allo stadio. Il paradosso è che tutto avviene nelle immediate vicinanze del comando della Polizia Municipale. Sono esasperati i residenti del quartiere Cibali. Da queste parti l'amore per il Catania vince anche sulle difficoltà. Io sono nato e cresciuto qui, sono 83 anni che sto qui, sempre con il calcio Catania non abbiamo convissuto bene. Però negli ultimi tempi la cosa è peggiorata. Ma i vigili urbani dove sono? Non ce ne sono più, quindi dove li andiamo a cercare? Non è che dobbiamo cercare i vigili urbani, la Coppa dei Vigili Urbani, non ce ne sono più. C'è un problema di ordine pubblico perché se dovesse mai succedere qualcosa voi restereste segregati in casa. Come è successo col Palermo, noi siamo stati segregati in casa, non siamo potuti uscire. Mia moglie, buonanima, stava male e non potevamo né andare né avanti né indietro. Il palo che vedete a terra in via Fava è stato divelto in occasione di Catania-Picerno con l'obiettivo di rubare una bici elettrica. Il mezzo a due ruote è stato portato via, magari sarà stato già rivenduto, ma sul marciapiede rimane la segnaletica. A chiedere il nostro intervento un altro residente con familiare disabile, naturalmente munito di contrassegno. La gente che arriva non vedendolo perché non si vede in altezza posteggiano e tu devi andare sempre alla ricerca delle persone che hanno posteggiato illecitamente, perché anche ci sono le strisce gialle per terra, ma è tutta una fantasia, non li rispetta nessuno. Da tempo si chiede una presenza concreta della Polizia Municipale. Davvero triste, così come è triste la moda del sacchetto selvaggio con i pendolari dei rifiuti che fanno a gara per deturpare l'ambiente a Catania. Il servizio.
Il pendolarismo dei rifiuti di incivili che si ostinano a non accettare la raccolta differenziata si traduce in sacchetto selvaggio, ovvero l'arte tipicamente catanese di sbarazzarsi al volo dell'immondizia. Così ogni angolo della città si trasforma in discarica a cielo aperto. Tutto si svolge in pochi attimi, il tempo di rallentare, guardarsi a destra e a sinistra per poi lanciare la spazzatura, meglio se dal finestrino, anche se per rifiuti più ingombranti è necessario giocoforza fermarsi. Oggi vi mostriamo l'ennesimo scempio, ben visibile da Viale Mediterraneo, che collega il centro cittadino con la tangenziale e l'autostrada. Ed ecco la discarica da un'altra prospettiva, ovvero da Via del Canalicchio, con sacchetti, inerti, vetro e scarti edili accatastati tra il muraglione e il guardrail. Non serve neanche il cartello della videosorveglianza, unico ed improbabile deterrente, visto che la telecamera in questo budello di strada a metà tra Catania e Tremestieri e Tenneo non c'è. E che dire di Via Nuova Lucello, dove un terreno incolto viene utilizzato per gettare ogni cosa, compresi copertoni ed elettrodomestici in disuso. A ridosso della strada e quindi del muro di cinta, cataste di sacchetti di ogni colore, abilmente scaraventati da auto in transito. Veramente una schifezza. Adesso però rifacciamoci gli occhi con il suggestivo borgo barocco di Ibla, il quartiere più antico di Ragusa, che ospita la 12ª edizione del Ragusa Photo Festival, il servizio di Veronica Barbarino. Ogni pausa è cielo in cui mi perdo, scriveva tra le righe di una poesia Salvatore Quasimodo. In un mondo oggi che va veloce, occorre fermarsi per prendere consapevolezza del nostro tempo e darne valore. La 12ª edizione di Ragusa Photo Festival parte proprio da questi versi, per offrire, grazie alla diversità degli sguardi di fotografi italiani e internazionali, sia affermati che giovani emergenti, nuovi cieli e nuovi orizzonti in cui potersi perdere. È la prima manifestazione internazionale siciliana di fotografia, dedicata ai linguaggi della fotografia contemporanea e alla valorizzazione dei giovani artisti, così come all'approfondimento di una tematica ogni anno, per cui non è altro che una piattaforma culturale che attraverso la fotografia espone le varie declinazioni, diciamo, del tema. Nel borgo barocco di Ragusa Ibla, in antichi palazzi, in una chiesa sconsacrata e nel giardino ebleo 15 esposizioni. Un sapiente alternarsi di autori come Ferdinando Scianna con i suoi scatti dedicati al dormire, Mario Cresci, Loredana Nemes, Umberto Coa con i loro inediti e ancora Antonio Biasucci e Mimmo Paladino e le foto sulla cultura del tempo libero a sud, Angelo Raffaele Turetta e il racconto delle pause nei set cinematografici. Questo e altro ancora in esposizione fino al 30 settembre, per invogliare a prendersi una pausa. Adesso la musica, una traviata senza filtri, quella messa in scena al Teatro Antico di Taormina per l'ultimo appuntamento firmato Sicilia Classica Festival, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Eva Spampinato. Una traviata che offre una rilettura in chiave moderna, anzi senza filtri, come la definisce il suo stesso regista, Lorenzo Lenzi, che firma l'interpretazione targata Sicilia Classica Festival. Sul palco del Teatro Antico di Taormina va in scena il racconto senza filtri della Parigi del 1850, ovvero la cruda realtà di una società ipocrita in grado di comprare divertimenti, amore e persone. E che ha poco e niente di fiabesco, spiega il giovane regista toscano. Non è una traviata da cartolina, non è una traviata da principesse sisse, da ballo delle debuttanti. La traviata senza filtri perché toglie tutti questi filtri perbenistici che noi abbiamo dato dalla tradizione all'Ottocento borghese da salotto, e la rende realmente una traviata che descrive ciò che succedeva. Con un allestimento nuovo che ha sfruttato appieno l'orizzontalità della scenografia naturale del teatro antico, il richiamo all'allure ottocentesco è stato ripreso anche dalla sfarzosità degli oggetti e dall'omaggio all'arte del Canova. Tutto esaurito per il finale di stagione. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi rientreremo per parlare di sport.
Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio, parliamo del Catania, è stato operato oggi a Roma Francesco Di Tacchio, l'attaccante non sarà, anzi il centrocampista scusate, non sarà l'unico assente nel Catania domenica prossima, il tecnico toscano dovrà fare a meno anche di De Rose per la gara contro il Giuliano, ci fa il punto Francesco Triolo. La trasferta di Giuliano all'orizzonte, ma Toscano già sa che dovrà fare i conti con alcune assenze certe, a cominciare da Francesco Di Tacchio che contro la Juventus Next Gen aveva riportato una lesione tendine a carico del flessore della gamba destra e oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart a Roma. Assente sicuramente anche Francesco De Rose alle prese con un infortunio muscolare, mentre sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori, a cominciare da Popovic che ha intrapreso un percorso di riattività atletizzazione. Quella del girone C è una classifica corta, il pareggio tra Latina e Foggia che ha concluso la giornata non ha spostato gli equilibri nelle posizioni più alte dove manca ancora l'Avellino, ma il Benevento si è fatto sotto e l'audace Cerignola tiene botta. Il pareggio contro il Picerno ha lasciato il Catania più indietro, adesso con la necessità di riprendere a correre, ma con la buona notizia di avere blindato la difesa. Un gol subito in 4 gare, il risultato del lavoro di tutta la squadra. Adesso però, come detto, occorre far tornare a girare il motore a piedi giri, a cominciare proprio dalla trasferta di domenica in Campania contro il Giuliano, squadra ostica che del primo tempo ha fatto ballare il Cerignola a domicilio. Una buona notizia arriva dalla campagna abbonamenti che si è chiusa con un dato di primissimo livello, 12.873 le tessere staccate per la Serie C, numeri impressionanti. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, l'appuntamento con l'informazione su Antena Sicilia ritornerà domani. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.